Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornato anche Maurizio Francescon, direttore Confesercenti ma anche presidente Cescot Veneto. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, un bel tema caldo, è acceso il dibattito, si stanno riunendo le varie commissioni in audizione perché deve essere presa questa decisione, quindi le varie, diciamo così, vari esponenti si stanno esprimendo, anche di associazioni e quant'altro. Stiamo parlando della prospettata chiusura delle domeniche, dalle 40, ma anche più, 45, eccetera, 40 domeniche su 52 o 44 come avrebbe annunciato la Lega. Insomma, sono tante, un cambiamento anche abbastanza importante. L'associazione di consumatori, i consumatori in genere non è che la vedono tanto bene, per lo più non sono così felici. Noi abbiamo da una parte un'intervista con chi rappresenta la grande distribuzione, la GDO, che darà il suo parere, e qui invece abbiamo chi rappresenta a buon titolo non solo indagini che avete condotto sul territorio come Cescot Veneto, però anche come Confesercenti, quindi i piccoli, diciamo così, negozianti, rivenditori, commercianti. Come inquadra la situazione? Come la vede? Chiusure sì, chiusure no, va bene, non va bene, cosa porterà? Partiamo da un dato positivo. Il primo dato positivo è che finalmente questo governo sta affrontando il tema delle aperture deregolamentate delle attività del commercio al dettaglio. E credo che questo sia il primo punto su cui partire. Finalmente, dopo 6 anni praticamente, si riprende in mano una discussione che era stata tagliata da un decreto, il decreto Monti, che aveva completamente deregolamentato gli orari. E voi avete fatto richieste pressanti perché si entrasse nel dibattito politico di questa questione. Noi abbiamo presentato insieme con la CEI, insieme con i vescovi italiani, abbiamo presentato una proposta di legge di iniziativa popolare presentando quasi 300.000 firme, cosa che era stata all'inizio raccolta, poi era rimasta lì all'interno della Commissione che ha discusso per questi 5 anni ma mai affrontato, come sta avvenendo in questi giorni, in maniera concreta. Qui io credo che sia giusto prima di tutto tirare via tutte quelle che sono le discussioni demagogiche, 40, 44, 48, 50, dicendo sostanzialmente questo: occorre introdurre delle regole all'interno del mondo della distribuzione, anche in termini di orari dei negozi, che diano competitività alla piccola distribuzione. L'economia, la libertà di mercato si ha quando si riesce a mettere la piccola, la media e la grande distribuzione in grado di competere tra di loro. La deregolamentazione degli orari, perché dobbiamo essere molto chiari, si parla di deregolamentazione, non di libero mercato, ha portato in realtà alla legge del più forte. Per cui, indipendentemente dal numero delle domeniche, ma è chiaro che la piccola impresa non riesce in termini di orari a sostenere la concorrenza delle grandissime imprese. Ecco che ora il nodo non è si lavora di domenica, non si lavora di domenica, non è questo, io credo, il tema. Il tema è di ridare delle regole che permettano alla piccola impresa, ai negozi, di essere competitivi con la grande distribuzione. E qui credo che vada fatta una riflessione. Quando parliamo di piccole imprese, in questo caso, che si competono con la grande distribuzione, che generalmente è fuori dai centri storici, che è fuori dai centri urbani, e quindi all'interno dei centri commerciali, stiamo proprio parlando di una competitività fra quella che rappresenta quella che è la storia, quindi le aree urbane dove esistono e insistono i piccoli esercizi commerciali, e queste nuove strutture commerciali, i centri commerciali, queste che noi chiamiamo città artificiali, che si misurano, diventano competitivi anche nella domenica. Questo, competitività, se vogliamo che sia, come dire, accetti e viva le regole di un libero mercato, deve ritornare ad avere qualche regola. Noi riteniamo che una delle regole fondamentali sia quella di imporre un certo numero di chiusure domenicali. Ricordiamo che con la passata legislazione, prima del decreto Monti, le chiusure, le aperture, c'era una possibilità di aprire, era chiuso tutte le domeniche, però si poteva aprire e si arrivava ad aprire anche 22, 23 domeniche nell'arco dell'anno, festività più che domeniche. Ecco che allora, insomma, anche prima del decreto Monti c'erano, non è vero che i negozi erano chiusi, i negozi erano aperti anche di domenica, si lavorava anche di domenica, però con delle regole che facevano sì che anche la piccola distribuzione potesse essere competitiva in termini di orari con la grande distribuzione. Ecco, io credo che questo sia il punto di partenza. Cioè, restituiamo alcune regole in un mondo, quello del commercio, che non ha nessuna regola, non ne ha nessuna,
in modo tale che anche la piccola distribuzione possa ridiventare competitiva in maniera attenta. Ecco, io faccio un po' l'obiezione. Sappiamo che però il commercio, anche e soprattutto nei piccoli, oltre che nei grandi colossi, dove però ci sono molte volte marchi ripetitivi, insomma i franchising che a volte diventano anche poco attrattivi perché li trovi ovunque, dappertutto, diventano oggetto di attenzione anche da parte del turista, e noi stessi siamo turisti nella nostra città. Il fine settimana in modo particolare è stato riscontrato la domenica, perché l'acquisto avviene di impulso. Tante volte un acquisto meditato non viene fatto se non ce n'è bisogno. Pochi ormai di noi hanno veramente più un bisogno e fai l'acquisto di impulso. È vero, se non hai la tentazione ti risparmi. Infatti da un lato uno dice risparmierò soldi, li spenderò magari nella vacanza, anziché spenderli in questi acquisti che possono diventare anche frequenti di impulso. Tolte le domeniche, questo acquisto di impulso, una tentazione non ci sarà più, si farà altro. Seconda cosa, i centri storici torneranno a desertificarsi, perché non ha più senso andare in centro se tutto è chiuso. E lo si è visto in tante città che hanno attuato questa politica: negozi chiusi, via più si spopolano, negozi aperti comunque sono un fattore di attrazione, eccetera. Che cosa può obiettare a questo? Che occorre sempre tornare a dividere tra quella che è una indicazione giornalistica, chiamiamola così, no, tanto per dare, e quella che invece è la realtà che cerchiamo. Nel senso che nessuno vuole e ha mai chiesto nel mondo della piccola impresa la totale chiusura degli esercizi nei giorni festivi. Da sempre centri storici, città d'arte, città rilevanti dal punto di vista turistico, città murate da noi, eventi straordinari, sagre, manifestazioni, fanno sì che anche nei giorni festivi i negozi, le grandi distribuzioni possano essere aperte. Però così non verrebbero più... Ci sarebbe una deroga a questo, si cambierebbe, no? Perché si parla di uguali regole per tutti. Ma infatti la proposta che facciamo noi è quella di una restituzione alle regioni del potere decisionale, con l'indicazione di quelle che sono al massimo il numero delle domeniche di apertura annuali. Questo è quello che credo sia il punto, perché non può essere diverso da questo, ma ripeto, è sbagliato parlare e discutere esclusivamente di domeniche chiuse. Quello che noi chiediamo sono delle regole in termini di orari. Allora, anche qui su alcune questioni, mi si dice i consumi crescono perché, le vendite crescono perché la domenica abbiamo questa vendita, questo acquisto di impulso. Non è vero che gli acquisti e le vendite sono aumentate, sono indagini, sono d'accordo, però d'altra parte dal 2012, anno in cui effettivamente si è dato avvio alla liberalizzazione, la deregolamentazione degli orari, non ho visto un incremento delle vendite nel complesso, anzi le vendite, se andiamo a vedere, qui ci sono dati Istat, sono cresciute quasi esclusivamente al di sotto della percentuale di inflazione che c'è stata. Seconda cosa, ed è questo il punto che dobbiamo invece chiarire, in questi 4 anni, senza che ci sia un grande ulteriore sviluppo in termini di metri quadrati della grande distribuzione, abbiamo visto che anche nel Veneto 4-5 punti percentuali si sono trasferiti dalla piccola distribuzione alla grande distribuzione. Non c'è un incremento di vendite, questo deve essere molto chiaro. Non c'è stato quell'incremento di vendita promesso da Monti, come non c'è stato, non l'abbiamo visto, un incremento occupazionale nel suo generale. C'è stato un trasferimento di quote di mercato regalate dalla piccola alla grande distribuzione. Questo è quello che è successo. È chiaro che la grande distribuzione oggi dice il 20-30% delle nostre vendite è concentrato alla domenica, ma sono le vendite che in qualche modo avvenivano nel complesso anche prima, nei 6 giorni, più qualche volta la domenica nelle giornate in cui era aperto. Possiamo anche dire un'altra cosa, dicono le chiusure domenicali o un'eventuale chiusura orari dei negozi premierebbe l'e-commerce. L'e-commerce continua ad andare avanti e continuerà probabilmente a crescere perché è una modalità di acquisto abbastanza nuova. Però mi si dice perché, per esempio nel Veneto, l'e-commerce è cresciuto del 18% nell'ultimo anno, nonostante sia tutto aperto, tutto regolamentato? Sì, mi dico, questo aumento ci sarà, ma mentre adesso non avevate segnato segni negativi paurosi, potrebbe esserci un segno pauroso negativo, perché indubbiamente c'è una fascia di persone, insomma ci sono tanti interventi al riguardo, che la domenica è più rilassato, è più predisposto a fare acquisti,
vanno con la famiglia a fare le spese, eccetera, piuttosto che non, anzi durante la settimana non ce la fanno proprio, la famiglia ordinaria che lavora, torna, eccetera, durante la settimana non riesce ad andare nei negozi. A questo punto dicono, ma perché, come tante altre categorie, non si pensa aperture la fascia pranzo, aperture la fascia sera, chiudete sempre, aprite sabato e domenica, quindi deregolamentare completamente e andare più incontro alle esigenze del consumatore, che è diverso rispetto a prima. Cioè in centro effettivamente alle 4 di pomeriggio sfido chiunque a vedere chi c'è in un negozio, sì ci sarà la signora anziana, forse un turista, ma non c'è altro, ed è veramente da fa riflettere questo. E chiudi invece, magari chiuderesti una domenica quando c'è esigenza, ci sarebbe la possibilità di andare a fare, spendere, cioè muoversi insomma, e vitalizzare questi benedetti centri che altrimenti diventano un po' tristi. Ma io credo che su questo anche noi abbiamo alcuni dati. Ci sono anche all'interno delle nostre interviste, ci sono delle famiglie che si chiedono ma come faremo adesso la domenica se chiudono i centri commerciali? Nel senso che io andavo lì con la mia famiglia, trascorrevo il pomeriggio I per lo bambini spettacolo, per i bambini, cioè, controllati, li abbiamo anche noi questi dati. Ci sono anche altri dati di altre persone che invece dicono no, assolutamente non è questo che voglio insegnare ai miei figli. Non voglio insegnare un modello di vita che è quello che la domenica, la socializzazione, vado a farla nel centro commerciale. La No, ma domenica, io sto parlando di negozi dei centri storici, non stavano anche pensando ai la centri domenica commerciali. nei centri Io dicevo, storici. se sono aperti i negozi, vai, Ma perché questo non magari avviene poi... attraverso la deregolamentazione, perché la deregolamentazione c'è già. Se questo fosse stato, come dire, uno degli obiettivi della deregolamentazione è fallito, perché in realtà non è questo che avviene. Quello che abbiamo fatto è una cosa leggermente diversa. Quando avevamo delle chiusure organizzate, molti centri storici alla domenica aprivano, molti, anche Padova, molti erano i negozianti che aprivano. Oggi, di fronte a una concorrenza così spietata da parte di chi lavora all'esterno dei centri storici, molto spesso all'interno dei centri storici non c'è più convenienza ad aprire di domenica. Ecco perché rimangono chiusi. Poi occorrono anche qui delle politiche di sviluppo del commercio. Anche qua su questo da un tempo stiamo spiegando anche alle amministrazioni comunali e anche altri investimenti, su questo anche la Regione Veneto ha fatto anche un buon lavoro. Non è che abbiamo bisogno di eventi, oggi abbiamo bisogno di una riorganizzazione molto più forte all'interno dei centri storici e delle aree urbane di un certo tipo, cioè abbiamo bisogno di garantire accessibilità, abbiamo bisogno di garantire sicurezza, abbiamo bisogno di garantire tutta quella serie di funzioni per cui un consumatore è attratto ad andare nel centro storico, cosa che spesso non avviene. E organizzare poi una rete distributiva che sia concorrenziale. Spesso questo non riusciamo a farlo, su questo sono assolutamente d'accordo. Occorre un salto ulteriore, occorre un salto notevole, ma questa cosa l'avremmo non con la deregolamentazione degli orari, ma se ci diamo alcune regole per cui qualche volta diamo delle opportunità anche ai centri storici di essere competitivi, cosa che oggi non avviene. Dopo parliamo anche di questi problemi qui. Allora, vediamo un'intervista. Abbiamo Fabio Donà, direttore dell'Aspiag, uno dei colossi della GDO, gruppo De Spar, Interspar, eccetera, per intenderci, e abbiamo chiesto anche a lui cosa rappresenta la domenica sostanzialmente. Quindi vediamo l'intervista così a modo anche di ribadire, anche se non ce l'abbiamo fisicamente qui presente. Cosa significa, direttore, per voi le chiusure domenicali che vengono proposte? Guardi, più che per noi partirei nel dire cosa significa per i nostri clienti, perché in realtà oggi la domenica per noi è il secondo giorno di vendite durante la settimana, rappresenta un 15% del nostro fatturato e quindi oggi è un servizio che sempre di più interessa i nostri clienti che ci continuano a frequentare di domenica come secondo giorno durante la settimana. Quindi in realtà più che per noi oggi è un giorno importante per i nostri clienti. In che modo quindi vi vede anche coinvolti questo provvedimento? Che cosa potrebbe comportare? Questo provvedimento in realtà ancora noi non lo conosciamo nello specifico perché anche a livello politico ci sono anche molte differenziazioni sia a livello del governo, i 5 Stelle hanno un certo tipo di posizione, la Lega ne ha un'altra, quindi anche per le aziende della grande distribuzione non è ben chiaro in realtà di che provvedimento stiamo parlando, c'è chi parla di tutte le domeniche, di tutte le festività, chi una parte, quindi insomma il quadro ancora non è molto chiaro. Quello che rappresenta per noi questo comunque è un qualcosa che potrebbe avere un effetto importante non solo nel servizio che diamo ai nostri clienti, che come abbiamo detto prima è un servizio importante, ma anche in termini di organizzazione del lavoro all'interno della nostra struttura.
perché il lavoro domenicale è una quota a parte di lavoro nell'arco della settimana importante in questo momento per un'azienda a grande distribuzione. Allora, dopo vediamo anche la questione occupazionale. 15% del fatturato, sono dati importanti. Per i piccoli negozi, la domenica, avete mai valutato che cosa rappresenta? Ah, certo, fino al 2011, prima che entrasse in vigore questo, rappresentava una parte importante del loro fatturato, raggiungeva il 20%, fino Prima al del 2011, 2011. prima che entrasse in vigore la deregolamentazione. Oggi per i piccoli esercizi rappresenta una quota spesso di costo, come per la grande distribuzione del resto, perché poi io sono d'accordo sul fatto, anzi mi sembra un po' bassino questo percentuale del 15% domenicali. I dati che abbiamo noi nella grande distribuzione parlano dal 20 al 30%, dipende dalla struttura, ci mancherebbe altro, poi ovviamente non voglio mettere in discussione questo dato. Questo per significare che cosa significa anche in termini di trasferimento. Dobbiamo tener conto di una cosa, che non è che il commercio nel suo complessivo, chiaramente ognuno poi guarda la tasca propria, è chiaro che la grande distribuzione ci ha guadagnato, è l'unica che continua ad avere dati positivi grazie alla regolamentazione degli orari e non ad altro in questi anni. Qual è l'aspetto però importante? L'aspetto importante è questo: il consumatore oggi non è che questo servizio dell'apertura domenicale che fanno la grande distribuzione non lo paga, perché significa ripartire per il mondo del commercio gli stessi ricavi in 7 giorni anziché in 6, con un lasco di ore di orario di lavoro molto più ampio, con costi maggiori, perché un conto è lavorare 6 giorni con gli stessi ricavi, un conto è lavorare 7 giorni. Per i piccoli esercizi questo significa certamente un ricavo in più, ma significa anche un aggravio di costi assolutamente insostenibile, che va a ricadere poi sui consumatori. Anche questa è una riflessione che va fatta. Però io ci aggiungo anche un'altra cosa, e mi fa piacere di aver sentito anche questi dati. Quando noi parliamo di libero mercato, non è che ci riferiamo solo agli aspetti che riguardano la salvaguardia dei centri urbani e dei piccoli esercizi. Oggi nel settore alimentare la grande distribuzione copre l'83% del mercato. È un oligopolio sostanzialmente. Non possiamo più permetterci che questo avvenga. Credo che tutti conoscono ormai quello che sta succedendo per quanto riguarda alcuni costi di materie prime. Ad esempio quello di un'indagine fatta recentemente sul passata di pomodoro. Costa di più la bottiglia del pomodoro che c'è dentro. E questo perché? Perché l'oligopolio ha deciso il prezzo di vendita. Attenzione, queste sono cose di cui dobbiamo farci carico anche per i consumatori e per l'economia del Paese. Assolutamente. Abbiamo la pubblicità. Prima della pubblicità sentiamo un altro pezzo dell'intervista, così dopo pensiamo anche può sentire e riflettere sulla risposta e dopo andiamo in pubblicità. Vediamo l'intervista ancora relativamente alle maggiori assunzioni o minori assunzioni di personale. Si parla di un 10% in più di assunzioni per coprire le festività. È così o sono altri numeri? Forse la media è anche così, poi è differente a livello, io penso, anche di varie aziende nel nostro mondo. Per noi rappresenta una quota importante, grazie alla liberalizzazione che c'è stata dal 2011 abbiamo potuto assumere anche la nostra azienda, dare la possibilità anche a persone di poter lavorare anche di domenica, e guardi che è tutto su base volontaria nel nostro caso. C'è un 30% di retribuzione in più per il lavoro domenicale e non dobbiamo spingere nessuno a lavorare di domenica, ma in realtà sono spesso, in tanti casi, i nostri collaboratori che ci chiedono di poter lavorare di domenica e poter fare il turno di riposo in altri momenti della settimana. Ecco, le assunzioni che comunque sono state fatte, voi poi tra l'altro avete aperto tantissimi punti vendita, avete fatto una campagna proprio importante. Su chi sono volte? Sulle donne, sui giovani, su quali figure preferenzialmente? Noi abbiamo una quota importante di donne all'interno del nostro mondo e io da uomo lo dico con grande positività, perché andiamo molto orgogliosi del fatto che quasi 2/3 dei nostri collaboratori sono donne, e grazie anche, ma non solo, perché poi grazie anche allo sviluppo che stiamo facendo, l'apertura di nuovi negozi, però anche la liberalizzazione delle aperture domenicali ci ha aiutato per poter assumere soprattutto nuovi giovani, anche studenti in molti casi, soprattutto nei centri città, quindi nei contesti un po' più storici, che magari anche per riuscire a pagarsi gli studi potevano collaborare con la nostra azienda durante il weekend. Quindi in realtà anche il tema delle aperture domenicali va visto con sfaccettatura del discorso un po' più ampio rispetto a come lo stiamo vedendo oggi, perché in realtà poi dà modo anche a persone che magari studiano di poter anche lavorare all'interno dei nostri negozi. Sfaccettature diverse, ribattiamo un po' a questo discorso tra pochi secondi.